Buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti per questa occasione che tiene dietro a alcune iniziative che la Commissione di studio sui problemi di Venezia, quella che una volta era la Commissione di studio dei provvedimenti per la conservazione e difesa della laguna e della città di Venezia, ha messo in essere. Qualcosa è già uscito in questo ambito. Ricordo il libro di Luigi Dal Paus che abbiamo presentato non molti giorni fa. Ricordo online il volume sul porto di Venezia curato da Andrea Rinaldo. Stasera presentiamo il volume che forse avete già visto entrando, è questo enorme volume di Lidia Fersuk. È di importanza straordinaria questo volume. È l'esito di forse 20 anni di ricerche, è frutto di competenze scientifiche di primo ordine, accompagnate da una passione per un tema che è anche la manifestazione di un affetto e di un interesse per i problemi di Venezia che chi sta a Venezia conosce essere una caratteristica di Lidia Fersuk e di molti dei suoi interventi. Io credo che il nostro Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti possa essere fiero del fatto di essere l'editore di questo volume, che è un volume impegnativo in tutti i sensi. Con questo intendiamo anche ricordare a nostro modo il modo di una struttura di carattere scientifico e accademico, l'anniversario del 1966. In quest'ambito entrava anche l'incontro con Dal Paus, la presentazione del suo volume, e cosa che avevamo fatto pubblicando il libro con una fondazione, con una istituzione consorella. Il volume un giorno, ospite inatteso, arrivò l'alluvione. Abbiamo programmato questi interventi, dovevano essere 3, uno intermedio è stato spostato perché proponeva un sistema di intervento diverso che ha creato dei disappunti, per cui abbiamo preferito rimandare la cosa. Si trattava di un forum in streaming fra personaggi direttamente interessati in quest'ordine di problemi, che sarebbe poi stato visibile oltre che in streaming anche sul sito. Siccome c'erano state delle incomprensioni abbiamo detto va bene, non lo facciamo, lo faremo più avanti, ma lo faremo più avanti sicuramente finito il periodo del turbine delle commemorazioni. Oggi l'Istituto chiude il periodo di suo intervento in occasione del, diciamo, anniversario, un termine un po' brutto per quella che è stata un problema, un dramma, rispetto al 1966. Lo facciamo oggi con questo volume di Lidia Fersuk, in cui la ricerca storica è in funzione diretta anche della conoscenza della laguna e dei suoi equilibri delicatissimi, che sono fondamentali, credo, per la conoscenza idraulica, ma qua non vorrei intervenire su un campo che non è mio e che qui è ben altrimenti rappresentato. Qui abbiamo pensato che questo tipo di intervento fosse il più adeguato a una istituzione come la nostra, un'istituzione di carattere accademico-culturale. Spero di non essere io il colpevole, no, sono innocente di questa suoneria, e siamo convinti nel presentare oggi questo volume di aver fatto un servizio, di offrire un materiale che è prezioso non soltanto agli storici del passato, ma anche, direi forse soprattutto, agli studiosi e agli operatori d'oggi che seguono i grandi problemi di Venezia, della nostra città e della laguna. Potremmo seguire questo ordine. Prima ci parlerà del libro Francesco Vallerani, poi Francesco Erbani, quindi Luigi Dal Paus e infine chiederemo a Lidia Fersuk, che dice no, ma sarà costretta a dire qualcosa a lei stessa. Per cui chiederei subito a
Francesco Vallerani di dire le sue impressioni. Grazie Francesco. Sì. Intanto buonasera a tutti, un grande pubblico per un grande libro, e non solo di dimensioni ovviamente. Io non entro nel merito della competenza ingegneristica, ma cercherò di dare un'interpretazione in modo chi di voi si avvicinerà al libro, chi vorrà acquistarlo, chi vorrà scorrerlo. Non è facile occuparsi di un testo così ampio, che è frutto di 20 anni di lavoro, per cui potete immaginare. Infatti si tratta di una mole enorme di informazioni archivistiche che sono state utilizzate accedendo ai vari archivi della nostra regione, e credo che per studiosi, chi si occupa di tematiche lagunari, è un'ottima opportunità per approfondire delle conoscenze. Chi mi conosce sa che, essendo stato, faccio parte di Italia Nostra, mi sono occupato di comitati e altre questioni legate alle emergenze. Oggi sarò più buono, nel senso che mi occuperò squisitamente del libro. È un magazzino di memorie ambientali. Magazzino non è un termine elogiativo in genere, però memorie ambientali sì. Soffermatevi sulla parola memoria, che ci tornerò fra pochissimo. Come interpretare questo testo? Bisogna andare oltre l'apparenza, che è un testo erudito, quindi ricchissimo di note a piè pagine, richiami, citazioni archivistiche puntuali, quindi molto efficace ed efficiente come testo archivistico. Esprime un rigore metodologico, indubbio. In realtà questo testo non è solo esclusivamente per degli storici del Medioevo, è un testo soprattutto interdisciplinare. Io sono geografo, mi sono trovato molto su questo testo, in particolare considerando la geografia storica, ma ci sono anche altre intersecazioni disciplinari, come ad esempio l'ecologia, la storia dell'ambiente, l'idraulica, ingegneria idraulica, il diritto. Il titolo è interessante perché è Codex Publicorum Atlante, quindi ha la forma, il formato proprio dei vecchi atlanti scolastici, quelli che si apriva la pagina e avevamo sull'intera, la doppia facciata, una raffigurazione cartografica. Quindi il fatto che si chiami Atlante lo dice subito che è un lavoro interdisciplinare tra storia e geografia, quantomeno. La strategia narrativa è dunque vivificata dal supporto cartografico. Cioè è fondamentale in questo testo il ruolo della cartografia storica, su cui l'autrice ha inserito con un artificio grafico dei numeri, per cui noi riusciamo a risalire sulla cartografia storica a tutta la toponomastica che la documentazione archivistica ci consegna. Quindi è un'operazione di recupero, io l'avrei definito una recherche, non del tempo perduto, ma della geografia perduta, e quindi soprattutto perché si occupa di territori che vanno circa dall'area di Campalto fin giù al porto di San Leonardo, il terminale petrolifero, quindi forse, una delle aree lagunari più antropizzate del Veneto, no, d'Italia nemmeno, del pianeta. Quindi abbiamo un contesto che ha una grandi sedimentazioni storiche, che è stato completamente spazzato via, non nella progressiva evoluzione del paesaggio, ma soprattutto negli ultimi 70 anni, anzi 100 anni, perché ricorre l'anno prossimo il centenario della istituzione della zona industriale di Porto Marghera. Quindi è un grande lavoro che ci consegna, ci restituisce toponomastica, cioè nomi di luoghi. Quindi cerchiamo di pensare a quanto affascinante è la fase della nominazione. La nominazione vuol dire posizionare sul territorio una identificazione che l'abitante fa, quindi, e poi versarlo sulla carta. Sono due operazioni simboliche che cercano di dare quello che la geografia umanistica definisce il senso del luogo, cioè caricare i luoghi di significati attraverso proprio la nominazione dei luoghi stessi. Ecco, mi piace citare quello che l'autrice ha inserito proprio all'inizio del lavoro, menzionando Lanfranchi, il compianto Lanfranchi,
dicendo che i morti nomi della laguna mi suggerì di ridare vita. Quindi è un'azione che vivifica tutta la toponomastica enorme, vastissima, varia, che altrimenti giustificherebbe ciò che Alain Coben diceva la cecità della storia. Quindi ridare visibilità ai luoghi, proprio una visibilità grafica, anzi cartografica. In pratica restituisce a noi il fascino e l'importanza informativa degli archivi dormienti, questi archivi, questa immensità di depositi memoriali che sono sia cartacei che nella memoria, quindi intangibili. Dovremmo dunque anche ricorrere alla storia orale. È importante allora nel percorso interpretativo considerare un altro aspetto. Io ho colto nelle pagine che ho scorso di questo testo una profonda empatia, cioè un approccio empatico. Mi sono identificato nel lavoro fatto dall'archivista quando nomina queste situazioni, cercando queste problematiche che risalgono al XII secolo, riportate a questo mondo detto da Brodel, definito un mondo anfibio inestricabile. Così definiva le lagune veneziane, le lagune del Mediterraneo in genere, appunto perché sono ambienti anfibi, quindi che evolvono molto rapidamente rispetto ai tempi geologici di qualunque altro carattere morfologico della crosta terrestre. Quindi è una memoria idrografica che ci viene restituita e che dimostra quanto incomplesso è stato l'apprendistato degli abitanti che hanno vissuto in queste terre, anzi in queste terre acque o acque-terre, in questa incertezza del confine, questa interfaccia tra zone umide e zone meno umide, diciamo. Emerge un approccio adattivo di queste popolazioni, quindi persone che si adattano, che cercano di capire le dinamiche del territorio. Ed è curioso, per esempio, mi ha colpito molto quello che Lidia ha fatto emergere, come nella ricerca di testimonianze, nel dibattimento per definire la proprietà di questo o quel territorio, si dice, ah, come ho sentito da quel pescatore che visse 100 e passa anni. Qua si elogia una longevità fittizia della laguna che mi ha molto colpito, dimostrando quasi una sorta di aurea mitica di questo territorio. Quindi un altro carattere teorico che potremmo menzionare è l'approccio legato alle geografie emozionali e quindi tutta questa affettività performativa che gli abitanti riescono a innescare in un processo di costruzione dei luoghi. Qui si può parlare di idrofilia, di amore dei luoghi sicuramente, ma anche di fitofilia, cioè amore per le piante, per gli alberi. Uno degli elementi fondamentali nella costruzione della laguna è l'uso dell'albero, del legno, del legname. E qui io pensavo di richiamare rapidamente due brevi costruzioni mitiche, perché c'è bisogno anche di chiarire alcune cosmologie che le popolazioni di palude riescono a elaborare, e quindi approfittare di osservare che l'ambientazione, la localizzazione della ricerca archivistica coincide in un certo modo con l'avvio del mito di Antenore, quindi questa un po' come Enea, no? Che scappa da Troia in fiamme e si trovano chi sul Tirreno, chi sull'Adriatico, tant'è che Enea menziona proprio beato Antenore che ha già trovato pace. Cosa fanno questi navigatori? Questi sono degli eroi fondatori, richiamando un po' gli archetipi dell'antropologia, che usano il fiume per risalire, per scoprire, per fare territorio. Quindi è proprio un altro archetipo dell'esplorazione, un po' come Cuore di Tenebra. Tutti voi avrete presente Conrad, la risalita del fiume Congo, che è uno degli atti più elementari del conoscitore, di chi abbandona il naviglio marino e si avventura su una via d'acqua. Altro elemento mitico è Tito Livio, quando parla di Cleonimo, la storia di Cleonimo che combatte con i Patavini, e dunque Cleonimo, un navigatore spartano che parte da una sua sicurezza nautica, però attracca in questi luoghi e la barca si arena, si blocca, si ferma e quindi diviene vittima facile dell'attacco di queste popolazioni che vivono
sulla laguna, che sanno maneggiare le barche leggere con fondo piatto. Questo è un po' un simbolo dell'hybris che si abbatte su dei territori che hanno un loro equilibrio, una loro logica di sussistenza. Questo è importante da tener conto perché la memoria andrebbe sempre riutilizzata in un'interpretazione del presente. L'altro mito è il mito più recente, il mito rinascimentale, il mito neoplatonico dell'ordine, cioè delle acque che si mescolano con le terre, quindi una visione neoplatonica del demiurgo che fa ordine su questo caos primevo. Non abbiamo un singolo demiurgo, ma abbiamo una società, un gruppo che vive all'interno di questa laguna e riesce a elaborare delle prassi di territorio, dove c'è una misurazione, un'analisi. Ecco, i primi studi sulle maree, queste persone che conoscevano la circolarità dei cicli stagionali. Entrando nel merito, il testo mette in evidenza due ordini di lettura del territorio, i veneziani, quelli della laguna, e i padovani. Quindi ecco che la Brenta diventa l'oggetto proprio fondamentale di questo volume, con tutte le sue diramazioni. È un po' un problema storiografico di lunga data che si riesce a leggere proprio grazie a questo lavoro archivistico, dove emergono degli itinerari conoscitivi dedicati per esempio alla storia del lavoro. Noi abbiamo ampia discussione faccio solo un esempio molto, molto semplice, sulle palificate, cioè l'uso del legno, lo scavo degli argini, cos'è una palafitta. Pensiamo solo al ruolo simbolico della palafitta, il legname che arriva attraverso fluitazione, dalla Brenta ma anche dalla Piave, dal tagliamento, arrivano poi alle zattere, vengono utilizzati e rielaborati. Quindi, ma il legname è anche un legname minore, per esempio i pali per la posta delle reti fisse, oppure per il materiale per tenere su gli argini, ma soprattutto poi il legname che va in arsenale. Quindi abbiamo un susseguirsi di vicende, abbiamo dei meccanismi territoriali che ci sono raccontati di questi abitanti a partire dal Medioevo, che sono attenti, rispettosi e soprattutto producono degli interventi reversibili. Ecco, questo è forse il messaggio più significativo per l'attualità. Quindi la tracotanza idraulica viene rigettata, è qualcosa che non viene contemplato da chi vive la laguna con empatia. Questo è un po' il problema che potremmo trasporre oggi. E concludo dicendo che in molta cartografia la Lidia segnala la presenza proprio di una forca con l'impiccato. Questo è un messaggio, un monito per chi si comporta male, soprattutto in laguna, e lo vorrei utilizzare, questo patibolo, un po' un'icona che dovrebbe essere uno stimolo a agire bene all'interno di questo spazio prezioso. Grazie. Grazie. L'impiccato ai margini della laguna vuole essere un avviso molto, molto forte, forse ancora valido. Passerei la parola a Francesco Erbani. Intanto grazie per avermi coinvolto nella presentazione di questo volume e come prima cosa vorrei denunciare l'imbarazzo che per la mia scarsa titolarità quale relatore appunto in questa presentazione, inadeguatezza sia nei confronti dell'oggetto, questo poderoso, fondamentale contributo alla storia e alla geografia e direi anche al presente vivo, un presente così minacciato della laguna, che io ho imparato a scrivere con la L maiuscola, come mi ha insegnato Lidia, nomina sunt consequentia rerum. Poi inadeguatezza anche nei confronti di Luigi Dal Paos e di Francesco Vallerani, che hanno molti più titoli di me a misurare l'entità scientifica di questo contributo. Io parlerò abbastanza di Lidia Fersuoc, perché la conosco da molti anni
direi che siamo amici, conosco la sua competenza sulle complesse, fascinose e drammatiche vicende della laguna. Stimo la sua passione militante. Le volte che mi sono occupato di laguna come cronista l'ho sempre considerata al pari di una specie di Corte di Cassazione, perché l'ho ritenuta sempre in possesso di quelle parole per me essenziali, quelle che consentono di orientarsi, di non sbandare, di andare appunto all'essenziale, di fiutare dove stanno le ragioni della laguna e dove stanno invece quelle di chi agli interessi della laguna antepone i propri. E quindi con questo volume per me è possibile percepire più compiutamente la profondità storica di queste competenze militanti, queste competenze spese insieme a Italia Nostra nelle battaglie per l'integrità della laguna, contro le grandi navi, nelle battaglie contro i progetti di nuovi canali, contro il Mose. È una quantità di saperi che in questo volume transita dalle discipline umanistiche a quelle idrauliche, con una sorprendente agilità che per nulla mi pare fiaccata dalla mole di documentazione. Ed è come se, ai miei occhi, è come se si completasse un virtuoso circuito fra cultura e politica. L'una e l'altra si alimentano a vicenda, reciprocamente, e che va dalle carte dell'Archivio di Stato alle bocche di porto, e poi dalle bocche di porto torna all'Archivio di Stato. Ecco, questo Atlante restituisce su mappe le misurazioni effettuate dai giudici del Piovego, i giudici che dal XIII secolo in poi avevano giurisdizione sulle proprietà pubbliche, erano addetti a redigere una specie di catasto di queste proprietà pubbliche e dunque vigilavano su canali, strade, saline, valli da pesca, barene, ponti, testimoniando attraverso i loro atti processuali, attraverso le loro sentenze, il mutevole assetto lagunare di quello e poi dei secoli successivi. Se non ho capito male, questi giudici svolgevano una fondamentale funzione di tutela del patrimonio pubblico. Questo lavoro è il frutto, come si ricordava anche prima, di un impegno, di uno studio ventennale, di cui qualche volta ci siamo trovati a parlare con Lidia, e i cui presupposti sono in un libro che Lidia ha scritto nel 1995 e che sviluppava la sua tesi di laurea. Si intitola San Leonardo in Fossa Mala e altre fondazioni medievali lagunari. Ma all'estremo opposto del volume di cui si parla stasera, direi all'estremo opposto come dimensioni, ma non come peso specifico o come intensità della riflessione, c'è Confondere la laguna, 35 pagine essenziali nella coraggiosa, benemerita collana di Occhi aperti su Venezia della Corte del Fontego di Marina Zanazzo. Ecco, lì si legge della multiforme bellezza della laguna, sempre con la L maiuscola, del suo equilibrio precario tra un orizzonte di mare e uno di terra, dei potenti e tortuosi canali che si diramano in venature di sempre minore sezione, a partire dalle 3 bocche di porto, delle terre sommerse, i bassifondi, o a pelo d'acqua, le velme, oppure appena rilevate, le barene.
Insomma, tutto tranne che un semplice e passivo vaso liquido, tutto tranne che un'indistinta distesa d'acque. Ecco, per molti di noi non veneziani, per molti di coloro che poi sono invece abituati a paesaggi più netti, più rocciosi, a mari profondi, oppure per chi è incapace di cogliere il dettaglio incerto di un paesaggio, il fascino che genera questa impressione di grigio, è una sorpresa salutare leggere le parole con le quali Lidia descrive il funzionamento delle barene, che proteggono le aree stabilmente emerse, le isole abitate della laguna, partecipano alla fitodepurazione e sono poi dotate di una vegetazione capace di catturare i sedimenti sospesi nelle correnti, attuando così un perenne processo di autorigenerazione. Le barene sono terre, ma come ricordava prima Francesco Vallerani a proposito di tutta questa zona, in fondo appartengono di più al mondo dell'acqua. Ecco la loro seducente incertezza, quell'incertezza, quella mutevolezza che induce a percepirle con pazienza, quasi dubbiosi e incerti noi stessi, persino un po' spaesati, a bandire oltre le osservazioni frettolose, anzi le osservazioni sbrigative, anche atteggiamenti sbrigativi, iniziative che non calcolano le conseguenze. E d'altronde anche questo Atlante del Codex Publicorum, che Lidia assimila a un testo medievale, lo definisce costituito per gemmazioni successive, riferendosi ai territori della Gronda lagunare da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala, come recita il sottotitolo, tratta di territori incerti e mutevoli, lo ricordava prima Vallerani, sono territori ai margini, paesaggi fragili, anfibi appunto, che sono stati già raccontati appunto, nella tesi di laurea e nel volume del 95. È un paesaggio sfuocato, forse smarrito, che in queste pagine però viene, con la rinominazione di cui parlava Vallerani, viene rimesso a fuoco, è persino resuscitato, un paesaggio fatto di fiumi, di laghi, di punte di terra, di vigne. Un'altra Venezia, scrive Lidia Fersuoc, largamente obliterata e perduta. Perduta sì, ma sopravvive comunque e anzi invoca attenzione la trama di questo sistema delicato. Forse gli urbanisti lo definirebbero un territorio lento, che sopporta interventi di salvaguardia, di cuci e scuci. Oggi va molto di moda la parola rammendo, e che invece è destinato a soccombere se viene trattato con supponenza scientista, con prepotenza tecnologica. Sono luoghi, leggo nell'Atlante, interessati dalle sentenze dei giudici e sono animati da vivide presenze, storie, controversie e rivalità, e recano segni appunto di mestieri antichi che pur se inesorabilmente spariti lasciano nella memoria un deposito di saperi, di metodi che ancora possono servire per orientarsi e non soggiacere di fronte alle imposizioni globali. Hanno dunque bisogno questi luoghi di una parola che li descriva, che restituisca loro vita e freschezza, e le sentenze e questo Atlante che le documenta cartograficamente ci provano. A Venezia invece si perdono incessantemente residenti e barene. Lidia racconta che nel 600 una stima estende la superficie totale delle barene a 255 chilometri quadrati. All'inizio del Novecento si era a 170,
nel 2003 si è scesi a 47, ora non so a quanto stanno. Lo saprà dal PAOS molto meglio di me. Ecco, prima si parlava di incertezza, invece incerti, leggendo questo volume e gli altri volumi di Lidia Fersuoc, Confondere la laguna, ma anche A bocca chiusa, dedicato alle gravi criticità del Mose, e persino al nostro Fontego dei Tedeschi, che non parla di laguna, ma anche i nuovi templi del lusso, questi micidiali attrattori turistici, gravano sul fragile sistema Venezia-Laguna. Incerti, dicevo, non bisogna essere di fronte alla più terribile preoccupazione che può abbattersi in laguna, e cioè il suo dissesto morfologico, la sua erosione. Quali danni abbia provocato il canale dei Petroli, realizzato a metà degli anni 60, lo ha raccontato magistralmente dal PAOS, il quale con ragioni assai convincenti lo ha poi indicato come responsabile solo parziale dell'alluvione di 50 anni fa. Ecco, io non scenderò nei dettagli, nell'atrofizzazione della venatura di canali, né mi soffermerò su quello che accade quando passano enormi navi che producono onde, le quali anch'esse sollevano grande quantità di materiali dai fondali e materiali che poi finiscono in mare aperto. A proposito del passaggio delle navi nel canale dei Petroli, ricordo il racconto che faceva Lidia, e poi ne parla anche nel volume del 95, delle ricerche di Ernesto Canal, il quale, per individuare i resti della chiesa di San Leonardo in Fossa Mala, attendeva appunto il passaggio di una nave e il risucchio che questa provocava. Poi, se non sbaglio, Lidia ha adottato lo stesso accorgimento per fotografare quei resti, prima sommersi e poi emersi. Per me valgono a documentare il dissesto della laguna in maniera plastica, quel dissesto che si perpetua quotidianamente da 50 anni, due immagini. Una cartografia, questa volta recente, della laguna, che restituisce nella laguna nord l'ordito dei canali, quasi fosse una forma vegetale che nella ramificazione custodisce l'essenza della propria vita. Nella laguna sud invece un azzurro intenso, compatto, una distesa liquida che è l'antitesi della laguna. La laguna sud è quella ovviamente dove c'è il canale dei Petroli. L'altra immagine invece è il video che documenta l'onda sollevata dal passaggio di una nave lungo il canale dei Petroli, un'onda che poi spazza la superficie della laguna per centinaia e centinaia di metri. Ecco, quella cartografia e quel video ai miei occhi restano la prefigurazione di quello che moltiplicato potrebbe accadere in laguna se si scaveranno, si approfondiranno altri canali. Ci sono altri fattori che alterano la morfologia lagunare, la velocità delle barche a motore, la coltivazione delle vongole, ma intanto su questo dissesto, oltre che sull'assenza di politiche per regolare e contenere il turismo, sul passaggio in bacino San Marco delle grandi navi, ha attivato la sua attenzione anche l'UNESCO, sollecitato ancora nel 2011, sempre da Lidia Fersuoc e da Italia Nostra, e che nel luglio scorso ha spedito al Comune un voluminoso rapporto, 78 pagine, che si conclude con un ultimatum. Se entro il 1 febbraio del 2017 non verranno prese misure urgenti, Venezia finirà in una lista nera dell'UNESCO, un passaggio che può provocare l'uscita della città e della laguna dai siti patrimonio dell'umanità. Venezia si era guadagnata questo titolo nel 1987.
Il riconoscimento UNESCO, non so quale valore politico effettivamente può avere, è stato, però ai miei occhi ha soprattutto un valore culturale perché dichiara patrimonio dell'umanità inscindibilmente città e laguna, raccomandando la tutela di quest'ultima al pari dei palazzi e delle chiese. E per questo, appunto, l'organismo delle Nazioni Unite guarda con molta preoccupazione anche lo scavo di altri canali in laguna. Concludo dicendo che sul futuro della laguna, appunto, nel suo insieme, comprendendo anche Venezia, gravano incertezze e minacce. 50 anni dopo quel 4 novembre del 66, le grandi navi, lo scavo di nuovi canali, il Mose. Sono 3 questioni maledettamente legate fra di loro. E sembra quasi sfumato il tempo in cui c'è stata un'ondata di indignazione seguita all'inchiesta della Procura di Venezia del 2014, che ha rivelato quale gigantesco fenomeno corruttivo avvolgesse il Mose e quale, come dire, impressionante mistificazione scientifica, tecnologica e politica abbia oscurato le ragioni vere della salvaguardia della laguna, che comprende la salvaguardia di Venezia dall'acqua alta, ma che non si limita a questo. Ebbene, chi si immerge nella lettura dello studio di Lydia Fersuoc approfondirebbe una storia che si riferisce certo al XIII secolo e ai secoli successivi, ma ogni tanto io credo solleverà lo sguardo all'oggi e ricaverà utilissimi elementi di conoscenza. Grazie. Grazie per questo intervento che, partendo da questi documenti di storia lontana, documenti di secoli passati, ci porta poi a meditare, a rimeditare su quei problemi e quelle difficoltà che Francesco Erbani ha riproposto con grande chiarezza, nella linea, direi, dello spirito che poi ha spinto per molto tempo il lavoro di Lydia Fersuoc, anche lavorando sui vecchi documenti d'archivio. A questo punto passerei il microfono e la parola a Luigi Dalpaus, ossia l'esperto di idraulica che può valutare il volume anche da altri punti di vista. Grazie. Grazie per avermi invitato. Buonasera a tutti voi. Chiedo subito venia se in qualche mia considerazione sembrerò eccessivo, ma se accadrà per la troppa passione. Detto questo, devo confessare di aver letto con grande interesse il libro della dottoressa Fersuoc. Devo anche però confessare che per me, almeno alla luce della mia esperienza, è stata una lettura faticosa per la ricchezza di annotazioni e di riferimenti, un po' inusuale per un ingegnere. Il libro offre, secondo me, spunti di grande originalità sullo stato idraulico della laguna tardo medievale e sulla fascia di specchi d'acqua che su questo territorio si affaccia. Una fascia molto ampia che comprende praticamente tutta la laguna centrale e che va da Campalto fino all'attuale porto San Leonardo. È una zona che è stata nel secondo millennio soggetta a notevoli mutamenti. In tempi lontani da noi le cause sono state soprattutto o sono riconducibili soprattutto ai molti fiumi che attraversano questa fascia, questo territorio,
in particolare il Brenta, e solo indirettamente dall'uomo, per le azioni dell'uomo su questi fiumi. Se invece guardiamo agli anni che sono a noi più vicini, credo che le cause siano riconducibili essenzialmente all'azione diretta, massacrante, almeno per me, degli uomini. Gli uomini che in poche situazioni hanno dimostrato la sufficiente saggezza, ma che soprattutto hanno dimostrato di non possedere nessuna capacità di una visione complessiva dei problemi, mirando più al soddisfacimento di interessi particolari che alla salvaguardia di un ambiente, la laguna, che è intrinsecamente fragile e bisognevole di azioni che sono sempre invocate, ma purtroppo mai attuate, almeno secondo me. Credo che il tema centrale dal punto di vista idraulico del contributo della dottoressa Verswok sia la salvaguardia. Una parola che per alcuni oggi è di nessun significato. Per costoro sarebbe inutile affannarsi a conservare ciò che per definizione non si può salvaguardare. La laguna infatti è un ambiente in rapida evoluzione, destinata o a trasformarsi o a interrarsi completamente se prevale l'azione costruttrice dei fiumi che vi sfociano, oppure a trasformarsi in un braccio di mare se prevale invece l'azione distruttrice, appunto, del mare. Per questi uomini, potremmo dire uomini del fare, quello che piace di più a loro però, senza preoccuparsi di farlo bene, quanti si affannano per la salvaguardia della laguna non avrebbero ben chiari i concetti fondamentali di evoluzione di un bacino lagunare e apparterrebbero, come qualcuno ha anche recentemente affermato, probabilmente coinvolgendomi, al partito degli idioti, o quantomeno al partito degli illusi, degli amanti delle cause perse, proprio perché per costoro qualsiasi azione di salvaguardia sarebbe inutile. Io, appunto, come ho detto, penso effettivamente di appartenere al partito degli idioti, ma credo che sia meglio appartenere a questo partito piuttosto che al partito degli utili idioti, quelli che vanno alla guerra del re di Spagna, di turno, senza nemmeno sapere il perché vanno alla guerra. E non hanno difficoltà ad abbandonare il re, essendo le loro convinzioni così labili che forse il motto che più si addice a questi personaggi è quello che fu il motto degli antichi capitani di Ventura e che diceva o Franza o Spagna purché se magna. Questi personaggi occupano in alcuni casi posizioni di potere di rilievo. Per loro credo che la lettura del libro della dottoressa Verswok non potrebbe far male, anzi potrebbe essere una medicina ordinata dal medico. Essi potrebbero constatare da quanto lontano parta il partito degli illusi, degli uomini che hanno in qualche modo tentato, anche in epoche lontane, di correggere l'evoluzione della laguna per far fronte ai più disparati problemi, mai trascurando l'osservazione delle conseguenze dei loro provvedimenti, capaci di ritornare sui loro passi e di correggersi quando fosse necessario. Dal punto di vista idraulico non c'è dubbio che il protagonista del libro della dottoressa Verswok sia il Brenta, uno dei grandi fiumi che hanno contribuito a costruire la laguna, ma che dopo il taglio operato dai padovani all'altezza di Noventa nel 1142 non si dirigeva più verso sud
come un tempo attraverso la Saccisica per andare al mare a Brondolo, bensì a est, in direzione della laguna stessa, che diventerà il recapito finale delle sue acque, ma anche delle sue torbide. Un percorso, quello creato dai padovani, più breve e certamente favorevole al miglior assetto idraulico del territorio intorno a Padova, ma foriero di molti problemi per la laguna e per tutta la fascia perilagunare del bacino centrale, in primis per il territorio di Sant'Ilario, verso il quale, almeno inizialmente, il Brenta si indirizzò. A causa del taglio di Noventa, incominciarono ad aggravarsi soprattutto le condizioni della laguna centrale, che fu interessata da pesanti fenomeni di interramento fino a minacciare, con l'andar del tempo, la stessa Venezia. I grandi e rapidi mutamenti territoriali causati dalla nuova inalveazione del Brenta portarono all'istituzione, poco più di 100 anni dopo il taglio di Noventa, della magistratura del Piovego, alle cui sentenze, magistralmente incrociate con altre informazioni tratte da altra documentazione, la dottoressa Ferswok attinge per fornire una chiave originale di lettura storico-geografica topografica dei luoghi della gronda lagunare e della fascia d'acqua immediatamente contermine. Il suo è un contributo poderoso che le permette di materializzare sulle mappe storiche i luoghi e i corpi d'acqua coinvolti. I mutamenti territoriali indotti dalla deviazione ad est dell'alveo del Brenta modificano e confondono i limiti dei terreni e delle acque utilizzate a diverso titolo in questa parte della laguna e aprono contenziosi fra gli aventi diritto e lo stesso governo di Venezia molto accesi, contenziosi che richiedono rapida e certa definizione su base documentale e o testimoniale. E a questo compito non semplice sono appunto deputati i giudici del Piovego, ai quali potevano rivolgersi gli avogadori, difensori, potremmo chiamarli i difensori dei diritti pubblici, ma anche i singoli cittadini, e tra questi, nel libro della dottoressa Ferswok, sono evidenziati alcuni appartenenti a importanti famiglie veneziane. Queste famiglie, nella confusione creata da questi cambiamenti, direi rapidissimi, giocavano in modo non sempre trasparente e, se potevano, cercavano di ampliare quello che magari spettava a loro per i diritti concessi in precedenza. Leggendo il libro della dottoressa Ferswok mi sono chiesto se oggi, chi potrebbe essere oggi il sostituto dei giudici del Piovego e chi potrebbe invece essere o assumere la funzione degli avogadori. Non è stato facile darmi una risposta. Io pensavo che i giudici del Piovego potessero trovare un corrispondente nel magistrato alle acque, nel glorioso magistrato alle acque però, quello che aveva onorato di sé la propria azione, non certamente quello che è stato distrutto da entrate da tergo, potremmo dire, facendo un paragone calcistico. Sanzionabili queste entrate con cartellino rosso da espulsione.
Gli avogadori, bah sì, di avogadori ce ne sono, perché sono molte le istituzioni e soprattutto i comitati che cercano di battersi per far valere posizioni diverse da quelle che raccolgono il favore dei potenti, no? Ma queste azioni però mi sembra che non portino, almeno per il momento, a molto lontano. Per me la lettura del libro della dottoressa Verswok è stata occasione di nuove conoscenze, con particolare riferimento a situazioni come sono quelle della Laguna Centrale, che ritenevo di conoscere. Invece leggendo ho visto che sì, conoscevo qualcosa, ma probabilmente sarebbe stato meglio per me conoscere qualcosa di più. Molte di quelle notizie, appunto, che la dottoressa illustra con grande puntualità, con grande precisione e anche, secondo me, con uno sforzo non indifferente per cercare di individuare sulla cartografia i luoghi di cui si parla. Tra le cose che mi sono accorto di non conoscere abbastanza sono quelle che riguardano i famosi interventi di intestadura, le arginature che la Repubblica tentò di realizzare per contrastare i fenomeni di interrimento. E in particolare questo argine vecchio e poi molto più importante e grande anche argine nuovo che in pratica avrebbe dovuto avere la funzione di spostare verso sud le acque torbide dei fiumi che si mettevano in laguna nella parte considerata dalla dottoressa Fersu, appunto nella parte centrale, in particolare le torbide del Brenta. E però leggendo le vicende dell'argine nuovo, chiamiamolo così, dell'argine di intestadura nuovo, mi sono anche accorto di come anche allora, non diversamente da adesso, le discussioni fossero all'ordine del giorno. Si prendevano provvedimenti, si attuavano alcuni di questi provvedimenti, ma subito dopo si ritornava sui propri passi. E questo perché evidentemente quei provvedimenti, in particolare i provvedimenti di apertura e di chiusura verso laguna delle foci dei fiumi che venivano intercettati, non avevano gli esiti sperati. Il secolo delle intestature durò appunto 100 anni e furono 100 anni di, dobbiamo dircelo, di insuccessi. Io dal punto di vista idraulico mi sono anche dato una spiegazione di questo fatto e ho cercato di dimostrarlo con un esercizio di calcolo che insomma sì, aveva una qualche utilità, ma che forse adesso alla luce di quello che ho visto contenuto nel libro della dottoressa Verswok potrebbe essere rivisto, riadattato anche sulla base del progresso scientifico che nel frattempo c'è stato, che permetterebbe oggi di illustrare il comportamento di questa fascia di territorio, modellandone la funzione idraulica, tenendo conto anche della mobilità dei fondali e quindi, secondo me, dando una spiegazione più convincente perché aperte o chiuse le bocche attraverso l'argine di intestadura, il grande argine di intestadura, la situazione per Venezia era sempre la stessa. No? Non sapevo che l'ultima chiusura fosse avvenuta verso la metà del 400, l'ho letto sul libro della dottoressa Verswok. Io pensavo che appunto con la fine del 300 questo tipo di intervento fosse stato definitivamente abbandonato dai veneziani, invece no. E poi
dopo questa ultima chiusura, la decisione, secondo me, da parte dei veneziani di intraprendere il vero provvedimento che permise di salvare quella laguna e di farla arrivare fino a noi. Prima le intestature, prima i diversivi sempre più alti, fino alla costruzione del grande diversivo che portò inizialmente ai primi del Cinquecento il Brent a sfociare a Conche e poi 40 anni dopo, circa, più o meno, alla foce di Brondolo, dove è sempre stato, salvo un intermezzo dell'ottocentesco, quando rimesso in laguna il Brenta diede prova di sé e nel giro di una cinquantina d'anni interrò circa 24 km quadrati di bacino lagunare. Cosa posso dire ancora? Ma io credo che è interessante anche quanto è contenuto nell'appendice del libro della dottoressa Ferro. Io non sono un esperto di innalzamento del livello medio del mare, no, tantomeno sono esperto di quello che è capitato nei 2 millenni che ci hanno preceduto. Però quello che posso dire è che questo è un problema attuale, effettivo, che l'ingegnere non può ignorare, che anzi può condizionare pesantemente l'azione di salvaguardia dell'ingegnere. No, l'ingegnere a volte non agisce sempre positivamente, a volte si lascia trascinare, si lascia trascinare. Però diciamo che questo è un problema assolutamente da affrontare. E alla fine di tutto questo credo che a me, ingegnere, la lettura del libro della dottoressa Verswok non ha fatto che bene. Io quello che così mi permetto di osservare, perché in un certo passaggio la dottoressa scrive questo, cioè il fatto che questi antichi veneziani si battessero per avere una laguna più profonda. Io metterei moderatamente più profonda, perché i veneziani di adesso, no? La laguna ce l'hanno profondissima, al di là di ogni limite accettabile secondo me, e contro questa situazione i veneziani di adesso dovrebbero battersi per cercare quantomeno di contenere gli effetti che questa laguna moderna, travolta da tutti e da tutto, determina. Sono molti i problemi che dovrebbero essere fronteggiati seriamente e penso che dovrebbero essere fronteggiati ovviamente tenendo i piedi per terra, ma anche non dimenticando quella parolina magica che dà tanto fastidio a molti e che è appunto la salvaguardia. Che oggi l'uomo moderno, pieno di conoscenze scientifiche, che ha a disposizione strumenti di indagine meravigliosi, inimmaginabili, faccia peggio dell'uomo del Cinquecento, questo mi dà un po' fastidio. Io penso che nel Cinquecento ci fu un uomo, ed era Cristoforo Sabbadino, che ebbe il grande merito di portare l'azione della Repubblica a considerare il problema della salvaguardia come un problema centrale. E il problema della salvaguardia, che ne pensino molti personaggi importanti, dovrebbe essere oggi riportato al centro dell'azione che l'uomo moderno tenta di fare per cercare in qualche modo di far vivere ancora per qualche secolo questa laguna. Grazie.
Grazie anche a Luigi Dal Paus. Io credo che quello che abbiamo sentito sia la prova dell'attualità di un volume dedicato al pieno Medioevo e ai suoi documenti. Devo dire anche che mi pare alla fine che emerga chiaramente anche come sia un libro di una sorta di moralità implicita, vorrei dire, rispetto all'oggi, ai suoi problemi, alle necessità della salvaguardia, cioè ci si vede dietro anche una passione civile molto forte in queste pagine. E credo che emerga una serie di considerazioni sull'oggi di carattere tecnico, operativo, ma anche etico, accompagnato da un certo pessimismo, ma certamente mi pare un libro di grande rilievo oggi, anche se dedicato a secoli molto lontani. A questo punto chiederei all'autrice, alla dottoressa Fersok, di dirci qualcosa. Beh, innanzitutto devo dire che è vero quel che dice il professor Dal Paus, nel senso che i veneziani di una volta avrebbero desiderato una laguna più profonda, ma non così profonda, moderatamente profonda. Temevano come la peste le balene, eccetera, perché non riuscivano più a navigare a un certo punto nella laguna, ma non certo un vaso così profondo. E mi viene in mente la stampa, il disegno nel libro di Bernardo Trevisan, opponesi elemento ad elemento. Cioè c'era sempre una ricerca, tutto sommato, di un equilibrio. Se il mare avesse prevalso, io credo che avrebbero agito in modo per contrastarlo. Io vorrei cominciare ringraziando. Nel libro ho fatto già molti ringraziamenti, quindi ve li risparmio, ma qualcuno vorrei proprio farlo in questa giornata che per me è di conclusione di un lavoro di tanti anni. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare l'Istituto Veneto che mi ha consentito la pubblicazione del volume e i relatori che sono qui intervenuti. E un primo pensiero va all'avvocato Lanfranchi che mi affidò su indicazione di Ernesto Canal il lavoro, e allo stesso Canal che in anni pregressi ha ascoltato con pazienza le mie ricostruzioni. Un grazie enorme a Marina Zanazzo e Paolo Spoladore, che per puro spirito di amicizia hanno contribuito in modo sostanziale, determinante all'uscita del libro, anzi al libro stesso. Marina ha messo a disposizione la sua esperienza di editore che noi tutti conosciamo, Conte del Fontego, che è già stata citata da Francesco Urbani, Occhi aperti su Venezia. E ha curato l'indice, che è una chiave d'accesso al libro molto importante, perché l'indice parla e spiega anche delle varie deviazioni del Brenta. E Paolo Spoladore, con grande professionalità, intelligenza e pazienza, ha realizzato graficamente le tavole dell'apparato iconografico che avete visto passare prima e senza delle quali il libro sarebbe proprio muto. Vorrei anche ringraziare François-Xavier Leduc che ha migliorato questo lavoro con una preziosa, puntuale, sagace lettura critica, e Martina Minini, cui devo indicazioni documentarie fondamentali. E poi Vladimiro Dorigo, che mi insegnò, oltre al metodo, il piacere della ricostruzione topografica. E se il risultato del mio lavoro, il risultato finale diverge dalle sue acquisizioni, prende avvio dal suo lavoro e vuole essere sulla scia di quello. A me piacerebbe, dopo aver sentito parlare molto di laguna anche dei nostri giorni, fare un breve accenno alla magistratura che trovo così interessante, una magistratura sicuramente straordinaria a Venezia. Luigi Lanfranchi lo definisce organo tutore del patrimonio comune, per dire l'importanza che questa magistratura ha avuto. E anche altrove nel Veneto, nell'età comunale, si affermò l'esigenza di rivendicare al pubblico le vie e le acque di interesse collettivo. A Venezia si fece capillarmente attraverso questa magistratura. E l'operato dei giudici conferma quanto già si è messo in luce sulla storia veneziana, segnata da un forte senso dello Stato che è sempre riuscito a prevalere sull'interesse dei singoli, come ci dice il professor Ortalli.
Ma come si istituì questa magistratura? Quale fu la spinta politica? Le sentenze sono una miniera di dati enormi, non solo topografici. E in una di queste sentenze, la 72 del 1327, si ricorda come mezzo secolo prima e fu fatto gran lemento alla signoria, che lei era di quelli che aveva occupato del plovego del comune, cioè del terreni più pubblici, e in perciò la signoria vivamente volse cassar tutti quelli che aveva tolto di quello del comune, e perciò fu fatti 3 plovighi, li qual devesse inquirir chi era quelli che occupava o aveva occupato lo plovego del comune da anni 100 dell'Aindredo e torlo liberamente in comune. Cioè attorno agli anni 80 del XIII secolo, fra gli strati inferiori della popolazione prese corpo un diffuso malcontento per le occupazioni e per gli abusi perpetrati da privati nel territorio lagunare. Il gran lemento fatto dinanzi alla signoria sembra un formale atto di accusa formulato da settori organizzati e consapevoli, quali ad esempio le corporazioni dei pescatori. La signoria raccolse le istanze provenienti dal basso, in quanto coincidenti con l'esigenza di definire, delimitare e assegnare al pubblico o al privato tutte le aree del territorio lagunare che risultavano di incerta pertinenza. All'epoca dell'avvio dell'ufficio e anche molti anni dopo l'istituzione della magistratura, il precone dei giudici stridò nei luoghi consueti che chiunque detenesse o possedesse a qualsiasi titolo terre, acque, paludi, dovesse comparire dinanzi ai giudici. Così una grande quantità di persone, nobili e procuratori di istituzioni religiose, l'imaor della terra, recita una sentenza, eccitata dalle sanzioni pecuniarie comminate e dalla minaccia di perdere il bene, affluì all'ufficio, chiedendo conferma dei propri titoli di possesso. E non è chiaro come la magistratura potesse fronteggiare il presumibile grande afflusso. Il Codex ci informa che molti degli interessati si presentarono più e più volte dinanzi a molti collegi giudicanti prima di conseguire la sentenza definitiva, che sovente era a loro sfavorevole. Dell'attività dell'ufficio nel Codex rimane solo un centinaio di sentenze, e che comunque ci fa capire come l'istituzione della magistratura costituì un intervento politico con ripercussioni sociali e patrimoniali notevoli e che impegnò la Corte per decenni. Terminato il suo compito, sentenziata tutta la laguna, la magistratura rientrò in un'attività di routine propriamente amministrativa relativa a edificazioni o concessioni di acqua e beni del comune. Ma le sentenze continuarono nei secoli ad essere lette, studiate e utilizzate, anche se spesso con errori di interpretazioni. La carta Valier, per esempio, ne è un esempio, e è una carta ricostruttiva, e lo dimostra il suo carattere schematico. Zendrini già l'aveva capito perché era delineata senza venti né scala, dice lui, basata su una copia scorretta di un documento citato nella sentenza. E nella copertina del libro ho voluto mettere la carta Valier corretta, grazie alle competenze di Paolo Spoladore, corretta in base ai documenti corretti che sono dimessi in una di queste sentenze. Vi spiego brevemente. Una concessione di 2 acque fatte dall'abbato di Sant'Ilario a una famiglia veneziana recita: duas nostras aquas, una quarum est posita in loco qui dicitur fundamentum, e test posita in lago de Vigo. In realtà in sentenza 2 si dice duas aquas, quarum una posita est in loco qui dicitur fundamentum, aliam vero in lago de Vigo. Quindi la sostituzione dovuta forse a falsa lettura di aliam vero con est posita ha generato l'errore che ha generato quella carta e che noi abbiamo coraggiosamente corretto. E veramente le sentenze sono una miniera di curiosità
e anche di descrizioni di rapporti personali molto, molto divertenti anche da leggere, come per esempio, faccio l'esempio della longevità dei pescatori che era già stata citata da Francesco Vallerani. Ma perché i pescatori sono così longevi? E si spiega tutto ciò con l'istituto della vetustà. Come vi avevo letto prima, la Corte doveva inquirire chi aveva occupato lo provego del comune da anni 100 dell'Aindredo, cioè è un istituto che deriva da un ambito giurisprudenziale romanistico per cui si attribuiva conformità di diritto a situazioni di fatto conservatesi senza mutamenti, e che era stato fatto proprio dal diritto veneziano, cioè una specie di usucapione. Chi aveva usurpato i beni anche pubblici, ma ne poteva provare il continuo possesso per 100 anni, poteva tenersi il bene. Ma i pescatori, si vede, questa legge proprio non andava molto a genio, anche perché c'era una magistratura precedente che invece costringeva l'usucapione in una trentina d'anni solo. E allora si inventano degli avi che hanno vissuto di più di questi 100 anni. Allora a un certo punto dicono che sì, tu hai i documenti per dire che Sant'Ilario, che quei beni lì sono tuoi, nel senso che li hai occupati fino adesso, ma guarda che ti sbagli, perché 100 anni prima acqua salsa verberabat ad murum ecclesi Sant'Ilari. E che lo dice? Lo dice un pescatore morto alla bella età di 120 anni, o morto da 20 all'età di 80, o in epoca imprecisata a 150, o morto da 15 all'età di oltre 90, che a sua volta lo aveva inteso a suis maioribus, o deceduto anche da 47 all'età di 130. E questa trovata degli pescatori sembra che sia ben concertata, perché non è solo in questa sentenza, ma spesso i pescatori hanno parenti proprio vecchissimi, che si trascinano addirittura a testimoniare, anche i centenari. Ultracentenari si presentano direttamente. Ipse erat bene centum annorum et decem, e un altro in sentenza 62 prudentemente si mantiene vago, circa centum annorum. Ma non escludendo che la laguna in anni remoti potesse essere un luogo particolarmente salubre, contrariamente ai nostri anni, salta agli occhi che tali testimonianze rimandino a un tempo largamente superiore alla grandezza del secolo. E comunque molti autori sono cascati in questa trappola e hanno considerato che Sant'Ilario effettivamente fosse lambito dal Salso, ma non Lanfranchi e neanche Trevisan nel Settecento. Ma quali furono i motivi sostanziali per l'istituzione, non solo l'istituzione, ma il motivo che avrebbe prodotto queste usurpazioni che hanno prodotto poi la magistratura? Il motivo fondamentale è la mancanza di confini certi. Nei documenti, soprattutto più antichi, questi non erano espressi correttamente. E un altro motivo è l'abilità fisiografica dei territori lagunari, mutevoli, anche a memoria d'uomo. Per Vladimiro Dorigo, che si basava sugli studi di Fabridge dell'inizio degli anni 60 del secolo scorso, le grandi modificazioni lagunari erano dovute a variazioni dei livelli marini. Ma i nuovi studi raccolti anche dall'IPCC attestano che grandi variazioni ostatiche non si registrarono nel corso degli ultimi millenni e prima del riscaldamento globale. E dunque cosa aveva provocato modificazioni così evidenti, attestate da molti testimoni, non soltanto da quei centenari famosi? Un documento della metà del 400 così esordisce: Quia fluvius Brente subter Oriaco, ruppit agerem et expandit se usque in botinicum, adducendo arenam et emittendo aquas dulces usque in canale Rivoalti. Quindi la sabbia del Brenta arrivava fino a Rialto, già loro se ne erano accorti. Ma uno studio del professor Dalpaus conferma tutto ciò, simulando con un modello matematico gli effetti della reintroduzione nel bacino lagunare delle acque dolci. Innalzando la portata del naviglio di Brenta,
cito dallo studio del professor Dal Paus, l'espansione delle acque dolci interessa quasi tutta la laguna centrale. Anche la città di Venezia è pienamente coinvolta dal trasporto e dalla dispersione delle portate introdotte dal fiume. Quindi era il Brenta che interriva il porto e i canali veneziani. Dal 1142, come si è già detto, è reimmesso verso Venezia dal famoso e un po' misterioso taglio dei Padovani. E il Brenta, come è già stato detto, è uno dei protagonisti del mio lavoro, perché non si poteva pensare di comprendere il territorio che i giudici descrivono senza avere piena contezza delle deviazioni del fiume. Sabadino sostiene che nel 1142 il signor di Padova mosse la Brenta dal suo alveo e la mandò da qui verso Venezia per atterrare la laguna. Non credo che questo fosse proprio l'intendimento, ma certo da qui inizia un'altra fase completamente diversa della storia della laguna, la fase dell'accelerazione dell'interrimento prodotto dai depositi e poi quella epica delle deviazioni che abbiamo già ricordato e che appunto iniziano prima di quanto in genere si pensi, e con l'argine vecchio ricordato dal professor Dal Paus, che era stato ritrovato da Ernesto Canal durante le sue faticose ricerche nel secolo scorso. Ma la deviazione del 1142 è descritta dalle fonti posteriori come incisio, scissura, cioè un taglio di breve entità. Cioè i Padovani, che erano dei valenti idraulici, come ci dice anche Dante, hanno fatto un taglio. E dove è stato rimesso il Brenta? Evidentemente in alvei preesistenti, e cioè nel fiume di epoca romana. E quindi mi sono ritrovata a dover affrontare la ricostruzione del corso medievale, non solo il corso medievale, ma anche del fiume di epoca romana, quindi tutte le vicende anche di Cleonimo, eccetera. E un'altra deviazione, l'ultima, ho compiuto come il Brenta, altrettanto necessaria a mio avviso per ricostruire l'areale interessato dalle sentenze. In quell'area dove il fiume troverà foce a metà del XII secolo, nel IX i duchi Agnello e Giustiniano Particiaco, i fondatori della Proto-Venezia, avevano fondato il monastero di Sant'Ilario, un monastero importantissimo nella storia dei primi secoli del Ducato, una testa di ponte venetica in terraferma. Ricostruire i confini del monastero e le varie fasi di espansione è importantissimo, è stato importantissimo nel mio studio, perché è ubicato proprio tra due rami del Brenta. E dunque, forse per gli innumeri spunti che le sentenze propongono, forse per la dovizia di materiali documentari che l'Archivio di Stato sempre offre, il mio lavoro è cresciuto su se stesso in modo incapace a contenersi, e in un modo che potrei definire, anzi ho definito medievale, appunto per gemmazioni, e non seguendo una linea di ricerca rigorosa e classica. Ma, come sostiene Concina, ricostruire la storia significa affrontare un complicato intreccio anziché restituire uno schema lineare. E credo che questa sentenza calzi a pennello questo mio lavoro di ritessitura topografica. Grazie.